Sabrima che de sagara già bola cantò a Santiga. E si che resa artistica bossaro docente cara. Un po' che calma e serena
E con su canto in re, che ad ogni gira si salutavano, si vedeva un trai a intro esa puntata, questo attopio, che sta arrivata sa quarta, sa de quattro, de puntata, sa, e ogni gira entrava su, a intro questo mondo bello, a intro questa ricchezza manna che tenevo su noi in Sardegna, e ci causa di si contai a pago a pago, tutto scanto che formano a gara e tutto. Io tengo preso un anno d'ogni gira, e poi un altro pregio può essere arrivato in questa puntata, in questa trasmissione, e la prima volta, visto che si usa sa de quattro, Tino Bazzoni, su cantatore de Usiri, che ha passato una vita a cantare canto sardo in spalco, e torrao, e dunque sa ben di torrao a Gianni De Nanni, un altro uomo che rispendi un meta per questo canto e per questo mondo. E dopo tant'anni torno a trovare Antoni Masia, chitarrista di Voltudor, e poi io so questionare con tu e Totto, grazie se intanto può essere Benius e Torrauso in re. In re si conta da storias, vainas, contus de cantadores e de cantus a chitarra. Tu fadeus grazie ai amigos che d'ogni gira bene ta cattai, come esperto, come protagonista di questo mondo che conosci bene. Oggi sono due succetti, Deo e Daniele Giallera, grazie intanto a Daniele che tu hai seguito meras cose da questa puntata, impari a Marco Luzzo, impari a Tore Carboni, a Nino Manca, e oggi sono arrivato a un altro attopio che sigidi, questo che è sul mondo dei cantus e della gara. Su tema ed è su molto prolungato o molto lungo, e dunque entravo in questo tema. Però prima mi ha piaciuto a cominciare a arrivare a questionare prima di questa cosa, di questa gara. Quando questo canto è arrivato a pizza su palco, quando si è formata questa struttura ben consolidata che può tant'anni, può già 100 anni, può tornare, si canta in palco. Dunque, prima di arrivare a questionare proprio questa tematica di oggi, del suo canto, del suo molto lungo, mi ha piaciuto a tornare a cominciare a pensare di quando si cantava in zillerisi, in domo, in serenata, su canto che aveva a ricchezza dei cantatori, e poi è diventato professione, è diventato arte. La gara come te la conosciamo sa gara sa chitarra tenen un filo che uniti ogni tipo di canto. Si incomincia sempre con su canto in re, da voi si passa da suono resa e poi a solmuttoso. Dopo solmuttoso o paris con solmuttoso si può cantare solmutto longoso, a volte si può cantare senza solmuttoso a disprezzo, mutto da samala. Poi si incomincia sa base della gara chitarra, in un bisogna solo canto gadduresa, che si può chiamare vinza sa tempiesina, la filugnana, e a volte si canta sabiaghesa antica, e poi storra su canto in re, che è proprio su coro di tutta la gara, su un momento più importante di tutta la gara a chitarra. Poi si canta sa corsicana, a volte si canta su drallallero, e poi si incomincia sul canto classico, mi là, si bemolle, fa diesis sa disperata. Pustil de questo canto, sa gara finiti con un canto in re e con sol muttoso chi salutano sa gente. Prima sa gara non fu strutturata a gasi, e il bistata strutturata a gasi, folsisi quando sono in battio, so il giovane della seconda generazione, Aldo Cavizza e Pipia, che hanno strutturato sa gara e hanno fatto come tributo un spettacolo. Infatti lo che hanno in sa puntata del Solmuttoso imbattene proprio in sul momento giusto della gara, che poi de su canto in re, chi selbiti a scaldire al boxe, però è un canto serio, impegnativo, poi il Bessanuoresa, che è sempre un canto serio e impegnativo, e poi bisogna Solmuttoso, che sono più levioso, più allegroso. E Ducas, secondo me, è visto proprio in studio di questa persona, sopra dei spettacoli della gara chitarra, che prima di isso teniamo il gara al Medas, su 1950, 60 pure, in sol bezzos, e da su canto in re passano a Sanuresa. Da Solmuttoso tornano a cantare a re. Cantano un canto classico, torna a re.
Prima su cantu fu di prusu de coro, de impetu, viviana su momentu paris cun sa gente, de emozione. Invece poi si è stata strutturata in una maniera che la fa che piaghe de prus a sa gente. Non è bisogno momentos che bisogna sempre, sicuros. Poi da su canto, esatto, su canto a chitarra, attenti a questo modo di vivere e di si confrontare sempre con sa gente, su momento che si vivia da insando. Infatti è un now in puntata che ho fatto fino a oggi, che ci sono stati cantos nuovi, che hanno aiutato a completare, a donare altra ricchezza ai cantos e tutto, altri strumenti musicali, pensavo a questa fisarmonica, dunque come è cambiato questo mondo. Ma è una cosa che mi piace a comprendi bene e tu hai questionato questa seconda genia dei cantatori e poi ti ho chiesto di questo che appunto arziato a pizze su valco, professionista o semiprofessionista, poi da questo canto in comunità cioè non scieuso de canto esistiti, ma questa è un'altra cosa. Invece sì, tu hai chiesto dessa seconda genia, canto funti, vinza saoi, considerando i spiccioccheddus che funti arziendi, moi, comenzendi moi a cantare, canto genia funti passata, sa de quando ha cominciato su canto sardo, finza saoi. Beh, sicuramente si narra da questa generazione, sa genia de Solbezzos, che de qualche cantatore non tenimo nemmanco tenimo solo s'ammentu, non conoscimo s'aoghe, la conoscimos da s'ammentu che teniano sos cantatori, sos appassionados de questa gente che noi non abbiamo mai inteso, Candida Mara, De Cortes. È poi possibile De Sole, Cossu, Porcheddu? De Sole, Cossu e Porcheddu lo tenimos registrados, che sono andato a Milano a registrare a finitia de esos annos 20 e incomincio de esos annos 30, paris con Ignazio e su frate, i fratelli secchi de Sorso. Gavino De Lunas, Maria Rosa Punzirudu, Giovanni Cuccuru. Dopo de gustos beste sa seconda generazione. Sa seconda generazione, a sa prima potimo finza fare parte finza dal Mariscano, che fu de Sudeghe. A sa seconda vi ponimos partimos da Buceddu, che fu de Sudeghe Noe, e poi si Capizza, su Cubeddu Suezzu, Virdis, Pintus, poi il de gustos sono imbattios sol giovanos che hanno accompagnato, che hanno cantato parisi con sos prulmannos e sol giovanos de Assora funi Canu, Chelo. Dopo de isso sun begnos su gruppo de sos emigrados, Giovannino Casu, Firinaio, che fu in fora e poi de fun torraus, Mario Mannu e poi il besta terza generazione, la Molgasi, siamo sicuramente, anzi so sicuramente inventriante qualche nomene, ma fa che parte de su discorso. Terza generazione naramos de sol giovanos, dopo de isso sono imbattios Cubededdu, Franco De Nanni, Franco De Muro, Loria, Francesco Falchi e dopo de isso finza a dia de oe che bisemo noi cinquantenni ma bindata finza più giovani e più manno spuro di a mia come so spizzinnos che sono cantando oe. Come ti ci punti meda, sapendo che punti cantendi oggi o sei preoccupato che non c'è abbastanza possibilità di ricambio poi genia sagianta del posto tempo benidori? Beh, qualche pizzino picciocco che si sta acculziando a sa tradizione di su cantare chitarra beste e che ne azzulados che sono giovani a noi sprulmannos da entusiasmo, frischesa, noi deppimos imparare a isso sa strassa, sa naramos de su canto a chitarra, come si comportare con sa gente e finza in sa gara a chitarra. Tu casa qualche giovane beste e il beruburu che prima supra de gento appassionados biada deghe chi potiam pigare a su palco. Come sono appassionados su deghe, tu casa ne piga solo uno. Certo. Si dotto andare bene a su palco. e difatti sì, prima cantai in totus, come cantai in totus in domo, in salfestas, in solzillerisi. E tu casa fu di io la simizzo sempre a una piramide. In basso beste sos appassionados, che sono
medas. Poi si cussos chi podian cantare in sal festas privadas, chi fun prus pagos, e quindi siamo spiegando in sa piramide. Poi si sos pagos chi podian cantare in sul e poi si in alto bivu sa gara, come questa piramide sta in besse, che veste su balco e quasi solo su balco, in un e sol giovane spodene imparare questo canto. Poi io domandai a Tino Bazzoni, proprio a pizzo di questo argomento, che adesso tenere una scuola di canto e tutto, ma dannai, mancai come te, s'ha relato con i giovani su de oggi. E entravo su, a pago a entro su tema di questa puntata di oggi. Tu hai già questionato de molto lungo, molto prolungato e de muttos. E ma poi torrai pago a comprendi bene questa differenza. Poi tra mutto e mutto punti tutto uso. Però questo è lungo o prolungato. Narami bene questa differenza tra a pizza su mutto e a pizza su mutto prolungato. Allora, su mutto gulzo, come su mutto, commentamos bio in sa puntata, battere il verso dei sterili e tre de dorrada, sempre de 7 sillabas. Invece in su mutto longo, chi poi si va varios tipi di mutto longos, però in sol mutto longos chi si canta de brusu, beste su verso dei sterrida e poi uno verso dei sterrida e poi il sadorrada. Ti faccio un esempio, volevo comprendere subito, e a pesare la mano. Un mutto che cantai di Francisco Ubeddo, 3 dias in suborto. E Ducas, questo, commentiamo now in sa puntata de sol muttos, in si sterrida si poteva fare dare de galesisia de argomento, invece in sa dorrada, su zuzzu, su goro de su canto. 3 dias in suborto, con sa tua mirata, ferito ma sei morto, e no che beste su goro de sa... Vado una corazzata, ferito ma sei morto con sa tua mirata. Pustis a mesudie, vi dite, in questa a mano manca bisogna sol verso desisterida, che si può dividere da sol verso desa dorrada. Sa forma su metro è sempre questo de sol muttoso, però badattero tipos de muttoso. Adie buonasera. Adie buonasera bada tra il verso, adie buonasera battero. Adie buonasera zentama da bollasso su coro moiri in noghe, 13, a pilbagliao, 13. E poi si narra su chi si chiede narrare, su chi vuol narrare boghe, con fidelu è claro, su chi ha boghe e vuol narro è giusto come intendeu. E poi torrada a sostrare il verso de chi este su narrammo il casi su ritornello. E ino che podimos biere da questo mutto lungo di Antonio Stefane dei Muro, sa bellezza di questo mutto è che sostre a intro de sostra il verso desisterida e a intro de sostra il verso batteri, scusate, desa dorrada, cambiano sul verso e cambia soldine desa speraulas a intro e su verso. Questa è la bellezza di questo muttos. Gianni queria aggiungere un'altra cosa, che la più pistichinzoso, e forse già le ho sul microfono. Io, mi piace di entrare in suo sarrigino, in suo capo idudeo e su che ha inteso e su capo vivido. E mi ha fatto questa idea che l'ha inteso dai suoi manni. Quando hanno fatto questa gara, io torno sempre a questa composizione, questa gara. Secondo me, che hanno fatto? Per creare questo spettacolo che è diventata poi questa gara, hanno alleato a fare il canto di Sardegna, che sulle fide sul locutoro, sa zona nostra. Sono resa anche nella battita dai Nuoro, le intese in Nuoro con il ritornello. Sono molto fin su Campidano, poi vivi su Canto Bosano, sa graminatosa, sa caduresa de sa cadura, sa disperata ma ti sei una canto caduresu, e hanno creato questo spettacolo, hanno alleato un pago de cantico dai dottori a Sardegna e hanno abbracciato tanta isola a Ramos. Ecco come hanno fatto questa gara. Poi per quanto riguarda Somutto, bindate diverse su molto a lungo come ha detto Daniele, bindate diverse, bisogna che usa rima continua per esempio. Tu le hai un verso, le hai un secondo, e con il secondo le continua la rima, poi le hai un altro e continua la rima. Come si può narrare? Su canto lo concludo, a tutto buonasera, dai coro buon saluto, e sì che gai sa rima, è una rima continua. Due versi però sono sempre a rima continua, cioè è ancora diverso, quindi ha di diverse qualità, di diversi modi. Bene, e questo è un altro aggiunto che sa donare, un'altra riflessione a pizzo di questa struttura poetica del suo mutto.
Tu volessi aggiungere una cosa, potete Sì, domandare. Gianni ha fatto un esempio di un molto lungo di augurio. Prima non molnau, su tema del molto lungo, può essere insisterida quasi sempre beste o attualità o verso che vintrano marginalmente, come ho fatto prima l'esempio del 3 diesi in supporto. Vado una corazzata e Ducas non vintrano nulla, che poi sì, su significato è insadorrata. Però va visto un periodo in nuova emigrazione da Sardegna fu d'intesa e via da emigrato Olmeda, in nuova sul molto lungo fai daini spesso desemigrazione. Vada molto lungo Olmeda de dispedita. Ducas su tema desa poesia è prulvario, quasi sempre su significato di amore, Sì. quasi come in tutto lo scanto del delle cose che succedono in un momento, poi in questa questione di questo muro. Tu hai arremonau a Antoni Stefano de Muro, ma devi un po' arremonare una persona che un po' tu è in Portumano, questa Pabudu, che non c'è più su 2017, Pietrino Giallara, che ha composto, ha descritto mera canto che è diventato canto de fama manna, con canto cantaia da Serafino Murru, mi pare, questo è un antidentio, una fortuna manna in registrazioni, in prazia e tutto canto. Chi stanno di lui, del canto che ha descritto, delle poesie che appunto è diventata cantone, o mutto, longo, o tutto questa materiali per questo mondo della gara che ha fatto Pietrino. Ti giuro a donare a questo mondo, Pietrino Gialla. Babbu a Pizzino cantai e sonaidi. Ha sempre tenuto questa passione. Che è chitarrista, sì, chitarrista e suo sonaidi. Però ha sempre tenuto questa passione fino alla poesia. E difatti prima di partire in continente, che adesso il bistavo emigrato, hai descritto un molto lungo che cantai di Capizza, Saluto a Nina. Questo Saluto a Nina è insisterrida sa serenata si poteva fare grazie al femmina, però si va che a finza sa serenata quando partiana militare. Sì. E questo Saluto a Nina insisterida beste su viaggio che va che questo militare e invece in Sadorrata sul verso di amore. Questo è un molto lungo che ha fatto Babbo, su primo che ha fatto Babbo. Poi sì, dopo saniata del suo imbantasese, e su primo de 7 frades, parti da Torino, famiglia povera, su babbo tra Canzeno e Ducas dopo saniata, commente gente meda e spaltia da Sardegna in continente, e su parti da Torino, e in Tribaglia, entrata in Saviat, ed è emigrato, e commente tutti sono emigrato, e questo l'ha molbio, tutti le volte che siamo andati a cantare a fora. Poi su tempo il filmato sadie che sono partito da domissoro. Infatti un altro mutto che canta in Meloni è Littera sa mamma, in noi su è una lettera che va da un emigrato a sa mamma, palto da mia con lacrime al falende che lascio a mamma mia, camiso a viende che lascio a mamma mia con lacrime al falende, costretto a emigrare, costretto. Prima, cioè babbo, ma commente quasi tutto il suo saldo di Assora, mi stavo costretto a partire. Però costrizione, ma in un canto ha scritto sa gita in continente, dunque sa una cosa più leggera, no? Sì, questo è il bistau 1968, è il bistau un grande successo di Serafino Murru e Axonau d'Aldo Capizza. Si narra che lo trasmettiano in Radio Monte Carlo. Ed è un disco che io non amo questo molto, anzi non lo spot intendere in italiano, però infatti ti volevo domandare come arrivai a questo. Chilco di comprendere e ti passato in conca babbo a tutti i gusti che hanno fatto questo filone di molto in italiano. Ma non attenti un mera sotti a questa verità, poi in italiano ha descritto isso e non poi basta. Pagazente, che poi c'è il bistà un fenomeno, se mi passate questa parola che non è salda, un fenomeno discografico. Si canta in Vinza Singara, però
Funi conosco questo mutto, che lo intendiano in sol disco. Poi sì, la gita in continente ancora vada un schema tra Isterride e Torrada. Per fare una gita, Angela risplendente, ti ho sempre in cuore scritta, vado in continente e torra con Torrada e Isterride e Torrada. In su lo scudetto in Sardegna è proprio il massimo del non senso. Ma Maria Però- Cartaburu però gli Sì? ha cantato una cosa in italiano, Sì, la la femmina ragazza- emancipata, che la magari è ragazza moderna. battente, la Sì. ragazza moderna. Lo cantai Paris con Murru. Sì. Lo cantai in Paris con Murru. Lo scudetto in Sardegna è il bistau iscritto da Babbu in una vaggeria, in saldo. Però quando sono in Battio a Milano a lo registrare, sempre Serafino Murru, però questa volta accompagnato da Pedro Vara e da Peppino Pippi a fisarmonica, su produttore, ischinde, bene, come te fu andau su Dribaglio della gita in continente, come te fu andata sui nari, che fu ben bravo sì. da questo disco. No, questa cosa la deppimo registrare in italiano. E babbo alleau, come te mi ha sempre nauisso, la Gazzetta dello Sport, sa legge, sa formazione, sa rosa, su castelli a chi caude vaghere calchirima e no poesia calchirima, però il bistau un successo regionale, nazionale. No, ma da scritto uno invece sì, bello e funguto, poi quando si andau con questa disgrazia manna che attento, Cubededdu, Salvatore Cubeddu, de Seneghe, Francesco Cubeddu. Francesco Cubeddu, Salvatore non ci nulla, Francesco Cubeddu. Che va che sta la trasmissione, spusso Poi Salvatore sempre de Seneghe, parente, nepote. e nepote. No, chi sono di Francesco Cubeddu, Cubededdu, Sasorri, Aurora. Io ho cantato su frati questo molto lungo, questo molto prolungato, scritto proprio da Petrino Giallara. Per questa maniera mia da fare piacere ad ascoltare, e dunque se domando per piacere a sa regia si può trasmettere questo ricordo che ho tentato a registrare, mi pare in 1993. E lo sapere impari. Mi chiamo Aurora, tu vedo è sempre nato e canto a chitarra, non che so fare che la capo a terra brava, chi non mozza sa fama de Francesco vedo, orgoglioso vicino del molto grosso canto, so scoroso all'infranto de visoso e mutere, i tempi di aghere in Sardegna la savo, giovane sfortunato brosa crudele solte, casa sarà sa morte cantelleni ha segato, e da annientato si immagine e virtute, sa bella gioventù su destino li lega, anche so scollega scano la intricea, poi dessa catea e sono che spioso, sino bacca che l'uso chi nel accanto deo, ma deo non vi creo che sa rifegazie, calla saluada mie, parete a cantare, mi impegno a limitare, teso godiosa, cantende, parias faetende a todos presente, s'applauso dessa gente, volia di Dio, in mente ancora ispira tanta simpatia, sa sua melodia, merito e corona, usa de selicona in fusto a sa Sardegna, ma Leo sorridina non posso dimenticare, Luganzo a
tanta crudeltade, gloria e serenidade, augurota e custora, essa sorre aurora nara viva governo. Le bramosa canta sai, sa fama de governo e no alla morre E tornato su Noi Impari dopo che vi Aurora e intendo Aurora Cuveddu, che già a noi sa verità ti avevo presentato su 93, poi evidentemente questa puntata dei 4, sa con mia non è che funziona mera bene, poi non fia 93 ma 2013, dunque da Puzzerriao, Francesco Cuveddu Salvatore, poi a 93 si è opposto di adere male, ma spero di arrivare a spacciare tutta questa puntata senza vessi de conca. E dunque mi ha fatto piacere venire in noi, poi siccome ti volevo contare, si da punao quando ho avuto questa trasmissione, contare storie savainas, ma storie tutto, pure tecnologica, documenti, si è cominciato a registrare sgaras, ita si usaia da insando, i registratori, i discos a 45 giri, dopo questo per un anno a 78 e tutto canto. E dunque se noi in questo apposento, in questo studio televisivo, io voglio portare tutta questa tecnologia che assegniamo a pago con i microfoni di questa maniera, con le telecamere che usiamo in anni 80, ma vinza alle tecnologie di oggi, poi oggi veniamo su microfono su moderno, su impianto su di amplificazioni aggiornato, su de oggi, con i Bose e tutto canto. Dunque mi piace questa cosa che se ho contato, non scetti a fueddu, ma con sa scenografia e tutto, si sono contenti pago di questa storia del suo canto sardo. Dunque Daniele, tornando a su molto lungo, su molto prolungato. Con su testo che nao in italiano, Antonio Masia Mannao è stato in classifica, non so quanto giras, dunque attento però, poteva un merito umano, questo de fai conosci pure fuori da Sardegna questa parte del suo canto sardo, no? Certo, il bistau su merito per il manno, che gente meda si sta avvicinando a conoscere su canta chitarra grazie a questo molto lungo, in senso continentale, se podiano comprendere su chi fu un cantante e ascoltare esa musica che gli spiegava da suriga. E dunque se il bistau un merito umano, poi sì, artisticamente li potevano narrare tutto su chi querimos, però el bintradu in zassos in nuesa gara chitarra non è mai entrata. Si narra da chi ha ambendiu 75 mizza che intumizza coppias de gusto 45 giri. Yes, una cosa di adesso, dei spanto di adesso. Dunque, e poi dopo ascoltai Grada Varina, che Dogna Gira, si usato sei seguiu, in un'altra puntata che ho fatto, Dogna Gira intrauso a intro de sa poetica e tutto del suo canto, e andavo a intendi tutto mancai sa poesia completa, che in gara, in canto, a volte non si canta tutto, significa che all'incono verso. Però prima di ascoltare Clara Farina, mi da piace, mi filmai pago a pizzo di Antoni Stefane De Muro, che esso è morto a 78 anni, già in su 79, e ha scritto diverse cose che sono diventate canto di importumano e di successo. Ci vede una nuoresa incidia proprio di Francesco De Muro, che è attento una settimana e tutto canto. E te potevo aggiungere De Muro? Beh, è stato parisco un mossa che è steso un anno, secondo me, dello poetas, però dello poetas del secolo passato sono più cantaus.
a differenza desos poetas e desos tigentos, che furono tutti studiados, custos non teniano studios mannos, e una cosa che capiva Babbu. Babbu tenia da sa quinta elementare, leada in Torino, poi entrare in sa Fiat, che se non in bidda in Cuglieri fu imbatti a sa o seconda o terza, e ducas a Babbu non ischia nulla de metrica, de sillabas. Sa poesia fudi poesia cantata. Deo totus al volta che scrivia, poi l'intendia murmuttande, cantande. Abbia si sezzia bene su canto con cussas paraulas. Antoni Stefane de Muru, paris con Giuseppe Raga, a gusto meu, con sos poetas che si ponen cantare mezzus, ca in sas poesias soro, a parte su significato della poesia, però non abusano di una sillaba ponoisi, di una lettera ponoisi un poco difficile, sa U, è un poco difficile da cantare, sa I, è un poco difficile. Ducas, isso secondo me sta in finza attento a gusto. Poi sì, sa grandezza di Antoni Stefani de Muru è che, essendo del Chidda, una idda tra Gallura e Logudoro, con la che facile, iscriata in Logudoresu e in Gadduresu. E poesia Almeda, a Die Buonasera, il Susou, Sagialnau 2, in data centinaia di poesie che Antoni Stefani de Mura ha scritto. Poi cantai pure, sì, sì. Che ha fatto fino al gara cantando. Dunque, noi ascoltiamo, e poi è vero che questa poesia de pissonare, de cantare, infatti noi questa poesia da seriamo su cantone e non sì. Poesia. Palto de Belchidda, proprio contai, mancai esperienza cosa sua, da interpretare Clara Farina, sempre a sa moda, che scidissa de attora brava, e noi da ascoltare con piacere. Palto dai Berchidda, promica andare a monte, che passo in Calanzano, sopra visitare all'ura, da che arriva a Tempio, palto subitazzo, so andando a Locusanto, frimmi in Santo Pascale, che dorra su Valau, che do a Maddalena, posca a Santa Teresa, che è spolto de mare. Palto dai Berchidda, si stella in orizzonte, a gioen in da pidda, promica andare a monte, a gioen in da bidda, si stella in orizzonte. Che vasso in Calanzano, so ti bramo cantu durasa, de dairi salmano so pro visitare all'urasa, de dairi salmano so ti bramo cantu durasa. E da che arriva a Tempio, s'amore i sos passaggio sighimus pro esempio, palto subitazzo so sighimus pro esempio, s'amore i sos passaggio so, andando a Locusanto, bellezza naturale. Già di te che suanto, frimma in Santo Pascale, già di te che suanto, bellezza naturale, che dorro a su Valau narami, sin da spena. Cando dinaro ciao, che do a Maddalena, cando dinaro ciao, narami sin da spena, posca Santa Teresa, ambos duos un pare. Gesi te contentesa, che hai spolto de mare, Gesi te contentesa, ambos duos un pare. Che cosa bella di adesso, raccontavo una bella parte di questa zona di Gaddura in poesia, e sì. Poi Clara, come sempre, l'ha fatta ben a intre su ore e tutto. A Zilbidu, prima chi il cau devo spiegare la struttura dei sterri, della torrata in sol molto lungo, in no che si comprende ancora a mezzo, che Clara ha recitato tutto il verso dei sterri, da inue su poeta fa questo viaggio immaginario da tutti i biddas, e poi in sa seconda parte e poi in sa seconda parte invece beste sul verso di amore. E dunque a si poteva vedere si sterrida e s'adorrata infatti sì, e sti scritto proprio gasi su libero di Antoni Stefane de Muro, e sti scritto proprio gasi, prima tutto si sterrida e poi sì, uno verso di sterrida e due alle torrate in una beste sul verso di amore. Dunque, arriviamo su, e poi su tema di questa puntata, devo posto bene in chiaro, il corso è molto lungo, è molto prolungato, e mi voglio domandare ai cantatori che appunto vengono su noi a Zagattai e a si contai su canto Issoro, visto che hanno cominciato su canto in re, ma poi io domandai adesso molto lungo. Prima però a Tino Bazzoni mi ha preso domandare questo, documenti già
in questa televisione ho dedicato una puntata proprio dedicata ai maestros. Poi tu sei cantatore di una vita e ho snao, cominciavo da picciocchetta a cantare, poi grazie a Dio, de palco, con occhiumeras, e tenis ancora questa bella voce, questa bella gana di cantare, ma tenis poi però questa generosità di poter donare ai spicciocchetti, su giovani, su tutta questa conoscenza che tu tenis. Ah no? Ma narramos che un poco come ti nato tu, che già dai 20 anni, 23 anni, a volta a deposizione, stiamo usando a deposizione tutte le esperienze che a Pappi in tutto questo anno di palco, posso giovane, un'opportunità per giovani si avvicinare a questo tipo di canto. Narramos che in questo paese, secondo te, Usini, Torralba, anche pure Pattata, va da più un riscontro dei giovani, dei vicini che se sono appassionati a questo tipo di canto. Certamente noi sì, con questa collaborazione del suo collega Nino Manca, noi che promettiamo cantatori di professione, narramo che noi diamo a base e poniamo appunto l'esperienza di tutto questo anno di palco. In questo tempo vado un po' di difficoltà, che sul modo di divertire adesso giovani, se suonate, la era moderna, vado un po' di difficoltà per questo motivo. Però intanto noi bisogna provare, continuiamo a provare, per fare sì che questa tradizione, questo canto usato luogo d'oreggio dura ancora il suo futuro. Ma Daniele, non diventa i cantatori giovani, i genia noas, si accostano e non diventano cantatori di palco, ma è in porto umano questo di fai conosci questo mondo, ma anche diventano appassionati, ascoltatori, o cantatori di vestas, di zilleri, però questa cosa di porto umano è questo, cioè di accostare a questo mondo, certo, no? Certo, come a Nautino, noi stiamo imparando e l'ilnara dai altri da diventare cantatori. L'elnande, noi il faremo scusto, ti so poninde la persona mia, poteva a comprendere questa cosa. Sono imparando a essere appassionato a questa cosa. Questa è una cosa che importa. È questa cosa più bella. Bene, infatti... Prima su canto fu di entrare nella società, fu in tutte le cose della società, della vita di ogni giorno. Come no, su canto a chi terra hanno esploso su chi fu da sola, certo. È scambiata la vita. E tu sei fatto una cosa di importo umano, e dunque sa grazie a Tino per questo che sei fatto. Non scetti questo canto che si dona a ogni e tutto, che è bello da ascoltare, ma poi per questo che fai posso canto. Non è così. Continuiamo, visto accanto, resistimos a lo fare con passione e con amore per questa tradizione. Gianni Denanni, tu scrivi disesperata, bellissima, ma in Muttulongo hai scritto un canto? Sì, ho scritto molto muzzo, come ho cominciato a scrivere un po' di tutto, prima ho cominciato con questa sottafase e con questo mutto, come mi sono permesso pure di scrivere qualche nuoresa, fino a un molto lungo, a rima continua, per esempio la corsicana sono 6 mias, la filognana sono 6 mias, cioè è difficile in un palco resistere a come è nato tu Sara a finire una cantone. E tanto venivamo quasi sempre a cantare le stesse cose. A un certo punto sono arrivato a questa decisione, ho detto, ma a fine, se non riusciamo a combinare tutto un pare, Dio, quando è un canto singolo, mi canto questa cosa mia, e gai sono fatte. A volte bazzecco, a volte non bazzecco, non è sempre che viene questa ispirazione giusta, narramos. E fino a sono molto lungo, come viene in Sara, la rima continua è un altro tipo di molto lungo. Da uno che comincia a goi e de saluto, bossia de buono proe, sul santo che vi state so e bosa giù e tutto canto. Gai tutto so santo di questa dimora, su che vi prego ancora, bossia bene
sia bene ascoltato, questo molto prolungato può dire d'allegria. Questa è questa rima continua. Ed è sempre una rima continua fino a sa fine. Bene. E poi mi voglio intendere Antonio Masia, poi ti non ha una cosa, il picciochetto di oggi fonti impegnato su mille cose, grazie a Dio, su questa tecnologia, su ogni possibilità, no? E tu, Cadenisi, dopo di onnare, tanti è femmina, che guau sui anni, ma tu hai 58 anni, però ha cominciato a 8 anni a suonare questa chitarra in palco. Ma come è possibile che un picciochetto di 8 anni su inzando tenia questa possibilità di non scetti di suonare su canto sardo e dunque se non questa musica moderna di inzando, ma entrai subito in suo mondo del suo canto a sedà di buonasera a tutti. Poni sul microfono. Tutto è nascito da un disco che nonna gli ha regalato a babbo, un 33 giri. Mi vidi questa copertina, Murru e Aldo Capizza. Su chi mi ha incantato è sa chitarra, sa bellezza di sa chitarra. Su sono che tenia Aldo Capizza? No, prima in questa fotografia mi ha catturato sa bellezza di sa chitarra, quella chitarra bella con i suoi fiori. Poi da che ho iniziato a porre sul disco e a intendere questa musica, mi cade impaddinato, mi sono innamorato immediatamente e ho poi iniziato a ascoltare il suo disco continuamente, finalmente a chi non l'ha provato me in Sagonca. E come sono giovane, giocano a disposizione YouTube, tutto il suo canale, Deo sa palestra, sa più bella palestra, e la più importante, la sapevo fatta in Suzzilleri. Caigu e Bahia, questo sono appassionato che da chi non figliono a cantare o a suonare, ti naraia lea di un'aranciata bene me, sezzi di gue e ascolta. Lascia cantare a chi è chi cantare e lascia suonare a chi è chi suonare. Questa è vita da sa palestra più manna, Suzzilleri. Poi, giustamente, non ho né madre né nulla, però sempre questa ambizione mia fu questa di arrivare a Susonu e a Satimbrica di Aldo Capizza, che poi a me mi ha incantato sul modo di suonare e questa timbrica che solo isso schiaffa, che sapinnata, cussa e l'ha potato finalmente a chi non bisogna resistere alla acciappare. E mica ha posto anno come sono partendo in salto, ma mi viene in male che sono stato 10 anni in Argentina e a poco un poco di spagnolo che mi sono in spagnolo andava bene a cittotto. No, mi piace che tu a Sanremo Aldo Capizza che via da come tipo di un suonatore virtuoso dei scetti ma acrobatico di un come ti suonaria adesso. Torna sul microfono a Gianni, poi voglio domandare, moi, prima tu e poi a Tino, sicuramente sta arrivando su un momento di cantare osato su molto lungo, e ti sa cantare tu e ti sa cantare Tino. Ma abbiamo deciso di ne fare uno a testa. Ah, beh. Deo ho fatto un mottetto molto lungo che fa proprio da come si compone questa gara, dai sure a sa disperata. Beh. Tino. Ma ho fatto un molto lungo di saluto, che si usa a finittia di serata. Si usa a fine gara, anda bene. E poi abbiamo deciso, dato che siamo fatti delle storie proprio del suo mottetto, di fare un mottetto lungo di Giuseppe Chelo, che penso che sia uno suo mottetto più lungo, più apprezzato dai sa gente e dai sa critica, scritto da Ioannino Sasso de Cotronzanos. Penso che le pana connotto tutto e le pana inteso tutto. Preghiamo a Maria e lo facciamo in duoso. E a dare un onore pure a un grande cantatore del suo passato, a Giuseppe Chelo. Ascoltavo con piacere.
su giardù folklore, al suo primo posto pieno è allegria, e chi l'ha composto veniva su valore, giuro dai parte mia, su cantico a chi terra, forma sa melodia, in sa Sardegna terra, a sto tua armonia, in sa Sardegna terra, forma la sa melodia, il re su primo canto, pieno di ricchezza, chiami via che tanto, poi sa nuorezza, chiami via che tanto, pieno è di ricchezza, e molto di amore, frase più carina, dai su cantatore, e sa de piesina, dai su cantatore, frase più carina, poi sa pignana, a chi stai scontende non li passa saccana, in stanotte cantende non li passa saccana, a chi stai scontende, poi sa corsicana, cante pericoloso, prodotto sai baiana, amore furioso, prodotto sai baiana, canto è pericoloso, miela e padiesi, si mula sa cantata, poi stanotte nessi, si bemolle disperata, poi stanotte nessi, finimo la sa cantata. Ma siamo da nostra e che questa tradizione non si abbandonerà mai. Non credete mai perdita. Sultimo canto mio e borrette di su coro, ma che santa pace Dio, positti me adoro, che santa pace Dio, borrette di su coro, posi stringo in mano, novella sa aurora, chi non si incontra sano, sai baiana signora, chi non si incontra sano, novella sa aurora, e a su comitato, popolo e presidente, sa ringraziato, a tutta questa gente, e sa ringraziato, popolo e presidente, il clima del paese, ti do su coro in mano, camabile mi scese, a rifederci sano, camabile mi scese, ti do su coro in mano, a minore se manno, a noi vedere ancora, dai no che a cantano. E sempre in culta dimora, dai no che a cantano, già noi vedere ancora. Con sapona permanenza. Beh, dunque, sa, Daniele, in tanti si sa di Gianni che doppia cantare per un altro molto lungo, ma questo da cantare a questa serata, a questa trasmissione. Dunque, sa, poi noi andava in Aici, si poteva tornare a Sezzi e sicuramente su tempo se ne sta andando e devo ma voglio andare all'estero, intanto a fare
una regione a pizza su canto che hanno fatto un moi con tu? Beh, Gianni ha cantato un molto lungo de Murru, in cui proprio si va da commente andata a una gara a chitarra. E invece Tino ha fatto l'esempio che chiamavo prima, un muto che si canta da finita della gara e noi si ringrazia sa gente, si committau, poi si è stato invitato a cantare in Saida. Dunque, Donna Gira, e usa fai una intervista, un attovio con uno protagonista di questo mondo, protagonista del suo tempo che è passato, che se ne è andato, e uso intendi cantatori, e uso intendi in mo invece uno chitarrista, ma l'interesse umano poi su non è capesusesu, cioè non è locutoreso, ma è il capitano di Aristani, chi sono di Valerio Marras, ma non è unico però de gusto non essendo capesusesu è entrato bene in suo mondo. Serafino Murrettotto, no? Lilliu, Ireneo Ledda. Dunque, tutte persone che non funti nascono su questo logo del suo canto a chitarra che si canta in locutoreso, ma si funta accostauso e a livello alto e tutto. Sì, si pensamos a sos primos nomenes che molto bene in conca, chiamano De Cortes, Candida Mara, De Sole. Si vi ponimos capo e dimos che sono tutti cantadores de Anglona. Anglona è in comienzo del suo locutoro, poi su canto quando l'hanno conosciuto in tutta la Sardegna, si sono appassionati in tutta la Sardegna e difatti intendo narrare a suoi cantatori più bezzi, che cantai in tutto su capitano de Castello, in siglesiente, cosa che Deo invece, essendo più giovane, non ha quasi mai cantato in gara, narramos in gara, no in altro contesto, in gara in capitano de Castello. Valerio Marras ha suonato tant'anni con Franca Pinna, un goppai pure, mi pare. Sì. Dunque, devo ascoltare e ti raccontare di questo mondo della chitarra che abbiamo visto e tutto. Ascoltavo su un pari. Sei sonico suonatori della chitarra che accompagna il suo canto locutoreso. Devo adesso campionando stasi sul ritmo chitarrista per il suo canto locutoreso. Si commette che manteniamo cade più sonai, mica più rapparai con la fisarmonica. Pietro Malau mi ha portato a Pozzo Maggiore. Ad onde Pietro Fara, che è un grande chitarrista. Poi mi scrive se abbiamo fatto un viaggio a suonare lo stesso. E siamo andati a era bravo a Ludovica, naturalmente lì prima dei miei, poi si è ritirato con Dio, se davi. Merenda si è già ritirato, andrà in tu solo dei tempi dopo la guerra, nell'alzo. E dopo di fortuna, subentrava in tutto questo grande cantante. E ci vedo un Marongio, un bravo chitarrista. E fu del Marongio e a Ludovica alzare, si spreoccupava sul fatto dessa fisarmonica ora. E grazie a Dio ha fatto una carriera bellissima. Che sono stato pure fortunato, mi ha giocato a spacciare Serafino Murru, mi ha portato a Sestero, mi ha portato Dognallò, in Belgio, in Germania, in Olanda, dappertutto. E tornai, questa carriera mia è stata bella e fortunata ora. E sonoro mio è stato di accompagnato a Maria Scala, a Zigovedo de Bulzi, a Mannoni, cosa che non credo mai, a Nuvoli, a Giuseppe Pinto della Stelsarno. Però io voglio fare una gara di chitarra, un'altra volta con cui questo giovane, su via da parlare facilmente, ma non lo posso fare. Purtroppo, sul mondo cammina da 10. Beh, sta bella questa cosa che andavo, che di a Pragi ora essi torna in su palco con i giovani, questa è cosa che hanno, ma forse se non ci dà vai e dunque è bello però se ricordo di alla certo sa. Però c'è una cosa Denai, è vero su che il chitarrista sa che non fiata capire su sei, su fianta pago, su via su primo, però invece i suonatori di fisarmonica fiata già hai detto capitanese su prima, no? Sì, su primo il capitano di Aristani. Di Aristani, sì, su primo il bistau Peppino Pipia de Naravulia.
e subito dopo il vestito su vedale Pietro Madao de Santeru e Ducas sempre su Campidano di Aristanisi. A me mi diede da piacere una cosa di questa intervista che noi ho visto. In questa altra spuntata abbiamo sempre inteso cantadores intervistados. Non solo di base sposto capo, cambia completamente la conca de esos acompañadores, chitarristas, da los cantadores. Su cantadore faedda de sé e faedda de su cantu. Su chitarrista invece faedda de esos cantadores. E isso è contento di accompagnare los cantadores. Isso quere cantare, quere suonare con sos pizzinnos. È un altro modo di intendere su canto. È completamente diverso, È bello meda, certo. Tu questo adesso si ricorda adesso, tento sonori manno, di cantare come cantatori in manno, ma poi di adaprarsi a suonare poi giovani, poi geni a noi. È una bella cosa. Se usa accostato, anzi, io già passato su tempo su nostro, ma mi adaprarsi di domandare una cosa. In questo mondo fatto dei cantatori, dei appassionati, dei suonatori, ma è fatto pure dei studiosi che si sono interessati a questo mondo, che sono entrati, io sono detto un musicologo, ma de persone come Giovanni Verria, che è stato a entrare in questo mondo come presentatore, ha cominciato con la televisione, con la dignacata, dopo dentro a isso come maestro, che si è arrivato dopo di isso. E dunque se mi pollica lui, se armonasta a uno scanto persone studioso che hanno fatto qualcosa di importante per su canto e tutto, tanti studiao e tanti contao in una maniera che la gente poteva comprendere bene, si poteva accostare, appassionare. Chi ti poteva tornare grazie a questa persona? A che sia di persone che si sono impegnate ad iscritto e a now e a contare sopra del suo canto di primo narrare grazie. Però se vi pensiamo, sos primi studi l'hanno fatto Carpitella, Pietro Sassu e Sole con musica sarda. In questo tre discorso via finza scalchi canto de sagara chitarra. Poi si Bernard Jacob che alleava questo appassionato che cantaini dei goli e los ha fatto cantare e conoscere su punto di vista dei suoi appassionati, non solo dei suoi professionisti. Dopo di eso, come Tasanau 2, beste Giovanni Perria, che hanno incominciato in Saradio, in Saradio Rai Sardegna, poi in televisione, e poi ha scritto a parte articoli, tre libri, uno sulla storia del Signolo della Sardegna, questo concorso Bogel Noasa, che da su 64 vince a Oe, e noi si sfidano lo cantatore del Noso e uno diventa su Signolo della Sardegna in quest'anno. Poi ha scritto si storia del suo canto a chitarra in UE, lei ha da si storia del suo canto e sos personaggio, sos cantatore del suo canto a chitarra, dagando conoscimo noi finza a DLDO. Ha fatto finza su un altro libro sopra solo sul muttos e muttettus, che leada e iscritta de sul muttos in locutoresu, ma finza in campidanesu, tutto lo stipol de sul muttos. Poi si dopo dei isos potremmo mentuare sicuramente Paolo Angeli, che ha vinto una borsa di studio e del bistau su che ha posto ordine in s'archivio di Mario Cervo. In web apruldes il mizza tra discos, bobbinas, nastros. E poi sì, grazie a questa borsa di studio data da Etnograficus Aldo, ha fatto un libero. In su libero sta allegata una gara, questa mitica gara Uri 1963. E poi si è pubblicato vinza a battero CD desa registrazione che ha fatto Mario Cervo, che Mario Cervo gli ha fatto un'etichetta e ha pubblicato, grazie a isso, teniamo queste cose più belle che sono state registrate dal De Mannoni, De Mariscano che canta con su Vrade. Poi teniamo il Finzas ha pubblicato vinza Salboges de Sole Cose Porché, do Baris con Cuccuru, con De Lunas, Maria Rosa Punzirudu. E Ducas un altro studioso manno che ha dato un meda a su cantachitarra
posso aggiungere finza Andrea Carpi e sopra di isso posso aggiungere una cosa personale, che forse il bistau su primo tribaglio, tesi di laurea sopra de su canto a chitarra, fatto da un continentale. Andrea Carpi, chitarrista a livello nazionale e mondiale, chi ha creato, ha inventato sa rivista chitarra, no chitarra, chitarra. E isso ha fatto sa tesi di laurea sopra de su canto a chitarra ed è bistau su primo libro chi deo a poco conosco e forse sa prima pubblicazione sopra de su canto a chitarra. E a me mi hanno un maestro di scuola, un assistente, e chi fu appassionato è grande chitarrista, però è di musica leggera. Mi hanno, che schia chi devo cantare, mira chi hanno pubblicato questo libro, vai e lealo, in sa libreria la Pergamena, che fu gestita da una signora tedesca anziana, ma papà mio fu sa femmina più bella di suo mondo, che in nie podia acciappare questo libro. Sì. E mi ammento, s'emozione, subito dai su libero, e poi si imbatte a domo invece di fare il suo scompito, naturalmente, e te fatto. A mezzo su libero. E in nie invece, commenta appena cominciavo a leggere, devo tenere che 7, che 8 anni, so penso, su per giù, ma ammento la delusione. Proprio, sicuramente devo già cantare, e già fai parte del suo cantatore, se monimoso. E leggia, ma questo non mi pare giusto, meda, questo non mi suona bene. E mi ammento la delusione. Andrea Carpi, lei ha su canta chitarra fatto e spiegato da appassionato chi fu emigrato a Roma. Dunque, questo è un punto di vista che uno dei settenne, che tenia degli 8 anni, non comprendia come che la potrà alleare in mano, grazie a te e a questa trasmissione, la potrà è un bello libero. Certo, comprendo che su chi legge a pizzino poesi, su chi legge è sempre uguale, cambia stue. Prima mi varia da non tanto bello, invece è un libro bellissimo. E un'altra cosa la posso aggiungere, certo, che io non devo fare da mai, un'altra cosa sempre personale, Enzo a fare su militare a Inoghe, ando a Solbastione sa domenica che vagliano sul mercato e devo andare a cliccare discoso. E abbiamo questo mineddo pitticco, con tutto questo liberoso in terra. Io sono liberoso, e questo sono questo libereddo che tiene babbo puro. A belzo, Aldo Cuccu. A baido. Bello questo libro. Come mai? Lui mi ha detto, come mai ti interessano questi libri? Mi interessano, che mi piace questa poesia. Ne conosco, babbo nel meta di questo signore Aldo Cuccu. Sodeo. Forse non bandai ogni domenica, che io girai a Sardegna e in dinde sul libro, se quello dare un grazie ma manno, che penso che costumine è pas fatto, meda. La salda, pubblicando questo libro, io suggerai tutta la Sardegna e grazie a isso, con questa poesia, si conoscono. Dopo tempo, a passato come il minimo 10 anni, andai scano a cantare e io, questo uomine, nieddu, al pago dei te, questo nieddu, chi andia liberoso, in saldo. Ma vicino a più, 2 numeri del sarduso che manca in babbo, fotocopiato, lo sapolevo subito, però non mi indesoi stavo, ma tue, puitte sei sino che tue, puitte, se il bendinde questo libro. E io mi hanno detto, polevo tutto l'archivio dal Cuccu. E so seguendo a fare che su chi vaghia disso. Deo, so abbarravo, spantavo e ammacchiavo di questa bellezza, di questa ricchezza. Bello, molto bello, è una storia bella di Aderuso. E poserrai questa regione a pizzo di chi ne ha fatto meda per su canto sardo e potevo serrai con l'enciclopedia della Sardegna, è un'opera monumentale che ha seguito come referenti scientifici e curatori, il professore Marco Luzzo, lui ci ha traballato lui, ci ha traballato autore Carboni e dunque su un altro punto di riferimento di Portumano. Mi pare che se usa ribausa, serrai questo attopio da tiene. Dunque se potevo naica di questo molto prolungato, uno qualche cosa se usa rennesce di contare. E poi
e siccome si tanti prometti, Gianni De Nanni, Tino Pazzoni e Antoni Masia con sa chitarra, tanti prometti che poi di cantare con oso un altro molto prolungato, in pari, su proprio, no? E dunque, Dio si saluto e torno grazie a Daniele Giallara, se usaviri sa puntata venidora, sa de 5, con sa caduresa mi pare, sì. No? Questo adesso è il tema che uso a cercare di conoscere e poi torrendi grazie a Tino, a Gianni e a Antoni, si saluto e si faccio ascoltare con piacere in mano sa voce dei cantatori e sa chitarra di Antoni Masia. E se si va a piacere, se sapete, questa puntata venidora, tutto dedicata a sa caduresa. Señor.